Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto la mascherina, siamo alla 16ª lezione di Radioestesia Basic. Oggi parleremo un po' di una tematica che ho trattato in questi giorni, e cioè quei tipi di parassiti, diciamo così, che potrebbero essere intorno a noi, che vengono definiti narcisisti. Vi ho già spiegato che i narcisisti non possono provare amore e che però purtroppo imperversano la nostra vita. E allora in questo caso qui il Marietto ha subito, come si suol dire, messo in campo la 16ª lezione di Radioestesia Basic per poter dare un taglio, un aiuto a chi segue il Marietto. Quindi vedete questo quadrante radiostesico per la valutazione che si può scaricare tranquillamente nel sito alcapitano.altevista.org, ma prima di iniziare queste pillole il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram, ricordandovi che lunedì sera alle 20:30 nel gruppo di Telegram il Legare Marietto Veneziano tengono un percorso di esoterismo. I link sono qui sotto in descrizione e mi raccomando, se avete domande fatele sotto nei commenti, fate sotto i commenti che possono essere di aiuto anche a altre persone che passano nel canale vostro Marietto Veneziano e vogliono avere informazioni. Bene, cari amici, andiamo avanti, mettiamo qua il testimone. Vi ricordo che il testimone può essere qualsiasi cosa di biologico del persona che si vuole andare a analizzare, oppure uno scritto, nome, cognome e data di nascita, oppure una fotografia. Ci sono pendolini di ottone, di metallo, di sasso, di pietra, di legno. Io uso quello di ottone perché è quello che riesce a prendere meglio le scie energetiche, e il mio pendolino, come vi ho fatto vedere altre volte, ha questa caratteristica che si può aprire e inserire al suo interno qualcosa che rappresenti il testimone, qualsiasi cosa di biologico, oppure anche solamente una piccola fotografia, eccetera. Eventualmente si mette qua il testimone. Questo quadrante sì e no serve sempre per essere sicuri che questo trattamento che si va a fare a livello radionico si possa fare sul testimone. Quindi la domanda è sempre d'obbligo. Chiaramente in questo caso qui, visto che è una pillola didattica, mi dirà di sì. Vedete? Il pendolino è sicuro. Bene, passiamo alla prossima. Visto che abbiamo parlato in questo caso di narcisi, di persone che praticamente hanno una doppia faccia e non sanno amare, e purtroppo può capitare che nella nostra vita cioè entrino nella nostra vita come parassiti, come vampiri, come zavorre. A questo punto noi dobbiamo essere sicuri e usiamo il quadrante radiestesico per la valutazione di un rapporto di coppia, così siamo sicuri che se andiamo a operare abbiamo tutte le carte in regola per riuscire a vedere bene la cosa. Quindi testimone, pendolino, e chiediamo come va. E a questo punto siamo sicuri, visto che va decisamente negativo, siamo sicuri che dobbiamo operare un bel taglio netto per toglierci questa persona che gira nella nostra orbita. Chiaramente, se volete avere informazioni sui narcisi, il vostro Marietto Veneziano ha già fatto delle pillole che potete andare a vedere nel canale del vostro Marietto, nella sezione esoterismo. Bene, fatto questo, vediamo un altro circuito e guardiamo quante ore il testimone deve rimanere nel quadrante, cioè il circuito radionico. E vedete che ci dice 7 ore. Vedete? Bene. A questo punto sappiamo che possiamo operare. Noi, in questo caso qui, in questa pillola qui, il vostro Marietto Veneziano ha usato un quadrante radiostesico valorizzatore di Saturno. Il Saturn Arepo Tenet Opera Rotas è attribuito a Saturno, al guardiano della soglia, e in questo caso lo useremo per valorizzare un intento, il quale vogliamo usare per tagliare di netto
come si suol dire, questo rapporto e possiamo usare appunto questo quadrato magico attribuito a Saturno, che sappiamo che è il guardiano della soglia e quindi non fa passare entità, chiaramente se lo usiamo in questo modo, non fa passare entità negative, e in questo caso qui, visto che parliamo di narcisi, magari non siamo abbastanza forti per dare un taglio, e quindi il vostro maledetto veneziano ha già messo degli altri circuiti radionici che possono darci una mano, ma anche questo è potenzialmente utile. Quindi scriviamo su un foglio di carta l'intento per tagliare con questa persona, che potrebbe essere un collega di lavoro, potrebbe essere il nostro fidanzato e quant'altro, un amico, oppure dentro un gruppo sportivo ci potrebbero essere dei parassiti, dei narcisi che ci danno fastidio. Quindi scriviamo: Pinco Pallino, allontanati da me, stai lontano, voglio un taglio, insomma tutto quello che può aiutarci a staccarci da questa, come si suol dire, parassitaggio, da questa schiavitù psicologica, da questo personaggio. Io adesso per convenzione parlo di narcisi, ma potrebbe essere anche vampiri, vampiri energetici. Quindi mettiamo il nostro testimone qua, prendiamo il pendolino e valorizziamo, facendo in modo che il pendolino giri in senso orario almeno per 21 giri come minimo, vedete? Dopodiché, quando abbiamo valorizzato l'intento, ci fermiamo. Questo chiaramente è una pillola didattica, e mettiamo la nostra macchina radionica di onda di forme in un posto sicuro, sopra un armadio, dentro un cassetto, sopra un tavolo, per almeno 7 ore, così che il quadrato magico lavori con l'intento e faccia in modo che questo nostro desiderio prenda forma, prenda atto nei campi sottili e operi per dare un taglio a questi soggetti narcisistici che magari ci hanno in un certo senso ingabbiato nel loro sistema. Bene cari amici, questa è la 16ª lezione di Radiestesia Basic. Il vostro Marietto è felice che mi abbiate seguito fino a qui. Vi chiedo di iscrivervi al canale di Degare Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!